Non si arresta la polemica sull'ipotesi di ritorno in corsia dei sanitari Novax. Durissima la risposta del sindacato dei medici ospedalieri alla proposta di Zaia. Lucia Cappelletti. Richiamare in servizio i sanitari non vaccinati per risolvere il problema della mancanza di personale. La risposta del presidente della Regione Veneto Luca Zaia al rilievo della Corte dei Conti sui fondi inutilizzati per lo smaltimento delle liste d'attesa lascia sbalorditi gli addetti ai lavori. L'obbligo vaccinale per i sanitari, dicono, è stato un gesto di civiltà e riabilitare i 4.500 tra medici, infermieri e operatori sospesi in Veneto per aver rifiutato la vaccinazione sarebbe un messaggio pessimo per chi rispetta la legge in quanto cittadino e lavoratore. Il vaccino è stata la risposta e ce ne vogliamo dimenticare. Al contrario, alcuni sono opposti a questo vaccino, ma sono operatori sanitari, sono gente a contatto con i pazienti più fragili. Se non vogliono fare il vaccino, devono essere esclusi da quella che è l'assistenza al paziente. È stata fatta una legge dello Stato apposta per tutelare i più fragili e i pazienti negli ospedali e negli ambulatori. Dobbiamo rispettarla, oppure cambiamo la legge. La federazione sindacale che rappresenta gli ospedalieri non perde l'occasione anche per puntualizzare come i cronici vuoti d'organico, noti da anni, non siano solo imputabili ad una cattiva programmazione delle scuole di specializzazione da parte dello Stato. Vero che la formazione è sotto l'egida ministeriale, ma è altrettanto vero che il Veneto ha avuto dal 2010 al 2015 il coordinamento della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e dal 2016 al 2019 la presidenza dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Sono cariche importanti. Io penso che un maggior coordinamento a livello nazionale con quello che è il turnover del personale, il ricambio e la possibilità dell'assistenza ai cittadini sarebbe stato auspicabile. Questi comunque sono stati i risultati. La grandinata di ieri nelle province di Verona, Vicenza e Padova, danni all'agricoltura. Ivana Godnik. Una scarica di chicchi di grano